Il 15 giugno 1968, di buon mattino, una trentina di persone raggiunse alla Spicciolata la sede del Consorzio di Bonifica Cellina Meduna in via Matteotti a Pordenone. Alcune eredi di famiglie nobili, con un'importante storia alle spalle. Gueccello di Porcia, Uberto Bellavitis, Lorenzo di Sbroiavacca, Irene di Spilimbergo, Paolo Zuccheri e altre. Imprenditori di diversa provenienza, ma consolidato prestigio. Angelo Scotti, Italo Aprilis, Luigi Fresco di Mattia, Orazio Raengo, Gualtiero Spanio. Proprietarie di una cospicua parte delle terre coltivate della destra Tagliamento. Erano attese dal notaio Salice per sottoscrivere l'atto costitutivo dell'Unione Provinciale degli Agricoltori di Pordenone. Soltanto 4 mesi prima, il 22 febbraio, il Parlamento nazionale aveva sancito la piena autonomia del Friuli occidentale, con l'istituzione della provincia di Pordenone. Un grande evento che coronava una lunga battaglia, vinta grazie ad una finalmente raggiunta unità d'intenti, ad un sistema economico produttivo d'avanguardia, al concorde impegno di uomini illuminati. Sobria e breve la cerimonia. Approvazione dello statuto, elezione degli organi sociali, strette di mano e auguri di buon lavoro. La neocostituita Unione riuniva nel 1969 288 agricoltori della provincia, proprietari di 12.000 ettari di terreni coltivati su un totale di 120.000, condotti per il 60% in economia diretta e il resto in altre forme. Alla presidenza venne chiamato il dottor Italo Aprilis, imprenditore impegnato nell'azienda agricola di famiglia, attento osservatore dei problemi del settore e attivo esponente dell'organizzazione di categoria. Alla direzione il dottor Franco Perillo, cui sarebbe succeduto pochi anni dopo il geometra Alvise Salvi. Qual era, allora, lo stato dell'agricoltura provinciale? È presto detto. Pressoché in sfacelo nella zona montana, dove i terreni coltivabili si riducevano ai fondovalle e l'emigrazione ha vanificato la teorica possibilità di un incremento dell'unica potenzialità residua, la zootecnia. In progresso assai promettente in taluni comparti, viti e frutticoltura, nella zona a nord delle risorgive, grazie all'intensa opera di irrigazione dell'alta pianura avviata dal Consorzio di Bonifica Cellina Meduna ancora negli anni 30 e soprattutto dopo la costruzione dei bacini artificiali di Barcis, Redona, Selva e Ciul. Buona nella bassa pordenonese, una delle aree più produttive del Friuli, estesa su 50-60 mila ettari, in cui si concentrano le maggiori aziende agricole della provincia. Dei 63.000 ettari di terreni coltivati in modo intensivo, 52.000 erano destinati a seminativi e 11.000 a coltivazioni legnose. Dei circa 58.000 ettari coltivati in modo estensivo, 24.000 a prato e pascolo, 35.000 a bosco, di cui 1.300 a pioppeto. In piena evoluzione risultavano gli utilizzi colturali. Dominante quello cerealicolo zootecnico. La coltivazione di cereali occupava oltre 28.000 ettari di terreni. Quella delle foraggiere, prati ed erbai, 21.000 ettari. E quelle permanenti, prati e pascolo, 23.000 ettari. In netta ascesa la viticoltura, estesa su 10.000 ettari, e la frutticoltura, 900 ettari. In via di estinzione, per contro, la bachicoltura e in vertiginoso calo le produzioni di barbabietola da zucchero, 90 ettari, e del tabacco, 100 ettari. In declino pure la pioppicoltura, soprattutto per i danni prodotti dalla marsonina. Il patrimonio zootecnico della provincia di Pordenone era costituito da 69.000 bovini, 1 migliaio di ovini, 24.300 suini, 800.000 avicoli. Il comparto, anche se in difficoltà, rivestiva ancora notevole importanza nella formazione del prodotto lordo dell'agricoltura provinciale, rappresentando 18 miliardi circa sui 28,5 miliardi complessivi. La dimensione media delle stalle risultava complessivamente in crescita. Il prodotto netto del settore, prodotto lordo vendibile diminuito di spese, servizi e ammortamenti, era stato stimato in 19 miliardi.
A titolo comparativo, il valore aggiunto della produzione manifatturiera provinciale nel 1970 aveva sfiorato i 220 miliardi. Un'idea abbastanza precisa dell'evoluzione del settore agricolo viene anche dal dato statistico relativo agli addetti. Nel 1951 erano 48.746, pari al 41,08% della popolazione attiva. Nel 1961 si erano ridotti ai 25.213, pari al 25,7%. Nel 1971 a 13.938, pari al 14,1%. In quegli anni la meccanizzazione stava svincolando l'agricoltura dalla prigione costituita dal lavoro umano e animale, dal quale era dipesa fino ad allora quasi per intero la sua produttività, senza riuscire peraltro a risolvere i problemi di gestione aziendale aperti dall'abbandono della mezzadria e dalla carenza di manodopera specializzata. Di qui la preoccupazione dell'Unione: fronteggiare lo spopolamento dei campi concentrando gli sforzi sulla cerealicoltura, sulla viticoltura e sulla zootecnia, e la decisione di abbandonare attività quali la bachicoltura e la tabacchicoltura, un tempo radicate nel territorio, ma divenute irrimediabilmente antieconomiche per l'eccesso di manodopera richiesta. Va segnalato pure l'estendersi in questo periodo degli impianti frutticoli. Ne fu pioniera l'azienda Corbellini di San Quirino, ad opera di alcuni imprenditori agricoli altoatesini, che intuirono l'ottima attitudine dei terreni dello Spilimberghese a questo tipo di coltura. La costituzione dell'Unione fu accolta dagli agricoltori con molto favore. Nei 2 anni successivi alla Costituzione registrò infatti un massiccio aumento di iscritti, dai 288 iniziali a ben 392, con un incremento della proprietà terriera globale di oltre 2.000 ettari, gestita direttamente per il 65%. Giusto una tendenza che porterà in breve alla pressoché totale scomparsa del plurisecolare istituto della mezzadria e delle altre forme connesse, colonia parziaria e fitto. Molto attiva ed efficiente nell'assistenza, non soltanto sindacale ma anche tecnica ai soci, l'Unione negli anni 70 seppe garantirsi rappresentatività nelle strutture istituzionali, Camera di Commercio, e negli organismi di settore, Consorzio di Bonifica Cellina Meduna, Commissioni Tecniche Provinciali, Associazione Provinciale Allevatori, eccetera. Nel 1971 assunse la presidenza dell'Unione il conte Guecello di Porcia, senza dubbio la figura più prestigiosa e più rappresentativa della categoria. Laureato in ingegneria meccanica e industriale, dopo la guerra, alla quale partecipò in veste di ufficiale pilota dell'aeronautica, meritando sul campo 2 medaglie d'argento e 1 di bronzo, si dedicò all'ammodernamento dell'azienda agricola di famiglia, la più vasta della provincia con i suoi 900 ettari. E ben presto la sua competenza, il suo prestigio, il suo tratto, gli dischiusero le porte a incarichi di vertice della Confagricoltura. Nel 1963 il Presidente della Repubblica lo nominò Cavaliere del Lavoro. Guecello di Porcia condusse con mano ferma l'Unione per 5 anni. Rigoroso nei principi, ma duttile nel dialogo, si impegnò fortemente per stabilizzare la rivoluzione provocata dall'abbandono in massa dei campi, indicando nell'innovazione culturale, nelle nuove tecnologie, nella meccanizzazione avanzata, la strada maestra per il rilancio del settore. In particolare egli si adoperò per attenuare la conflittualità con Coldiretti e Federterra, provocata fino alla metà degli anni 70 soprattutto dalla diversità di vedute sull'istituto mezzadrile. Sviluppare ulteriormente i legami con l'associazione allevatori, da sempre contigua all'Unione, e la collaborazione con il sistema cooperativo. Garantire un significativo consolidamento del comparto zootecnico, con l'introduzione di nuove tecniche di allevamento e di selezione del bestiame, intento proseguito fin dal 1956 dagli agricoltori, con la costituzione di un centro di fecondazione artificiale a Pordenone, successivamente assorbito dalla regione Friuli-Venezia Giulia e trasferito a Moruzzo. Sostenere la viticoltura, in vigorosa espansione nella zona delle Grave, e la commercializzazione di vini di qualità, ormai in grado di competere alla pari con quelli di regioni di più consolidata tradizione enologica. Uno sforzo generoso
che non riuscì ad evitare una progressiva ma inevitabile marginalizzazione del settore a fronte del prorompente processo di industrializzazione, ormai in fase di consolidamento in tutta la provincia, per le troppe carenze strutturali derivanti dall'eccessivo frazionamento della proprietà terriera. Nell'ambito dell'Unione, su un totale di 384 aziende, 50 erano sotto i 5 ettari, 185 da 6 a 25 ettari, 144 oltre i 25 ettari. Dai ritardi accumulati nell'innovazione tecnologica, sia a livello di meccanizzazione che di sperimentazione di nuove colture. Dall'ancora incompleta irrigazione dell'alta pianura e dalla mancanza assoluta di interventi regolatori delle acque nella bassa pordenonese. Per rimediare si conta sul completamento della diga di Ravedis, che le permetterà di consegnare alla produttività altri 7.000 ettari di terreni incolti e sul finanziamento di opere da tempo progettate. E non le furono d'aiuto né la politica agricola dei governi nazionali, assolutamente passiva di fronte a scenari in profonda evoluzione, né quella della Comunità Europea, penalizzante alcuni comparti portanti come viticoltura e allevamento. Nessun stimolo, inoltre, venne dato agli agricoltori interessati ad ampliare le dimensioni della propria azienda, ma esitanti nell'acquisto di terreni per l'aleatoria remunerazione dell'investimento e per i crescenti rischi gestionali. Gli imprenditori agricoli tuttavia non si scoraggiarono e completarono negli anni '80, durante la presidenza del dottor Angelo Scotti, subentrato nel 1979 al conte Gueccello di Porcia, il complesso processo di trasformazione e ammodernamento del settore. Angelo Scotti appartiene a una famiglia saldamente radicata a Visinale di Pasiano. Dopo essersi laureato in agraria e farmacia all'Università di Bologna, ha dedicato alla sua azienda agricola e al sistema creditizio la sua intelligenza e il suo impegno. Esperto nella zootecnia e nella viticoltura, di cui è riconosciuto un'autorità, è stato fra i fondatori e presidente per 25 anni della Friulvini, che trasformò nel tempo da SRL in cooperativa, portandola a un altro grado di efficienza. Nel 1984 per l'Unione si aprì quella che può definirsi, per durata, pregnanza e importanza, la stagione del conte dottor Lorenzo di Sbrogliavacca. Dotato di brillante intelligenza, solida preparazione e grande disponibilità, nelle sedi in cui ha rappresentato gli interessi degli agricoltori, Camera di Commercio, associazioni di categoria, eccetera, egli ha lasciato l'impronta di una spiccata professionalità, dando per 12 anni visibilità all'Unione, sempre pronto a sostenerne con vigore le ragioni, sempre disponibile al dialogo. Da imprenditore avveduto e moderno si è dimostrato attento alle novità tecnologiche e gestionali, segnatamente al contoterzismo, del quale intuì le potenzialità che negli anni 90 emergeranno compiutamente, alla sperimentazione di nuove colture e al rilancio della pioppicoltura, che introdusse massicciamente nella sua azienda, alle mutevoli esigenze del mercato. L'improvvisa sua scomparsa, nei primi mesi del 1998, a soli 55 anni, ha suscitato vivo rimpianto non soltanto nell'ambiente dell'Unione, ma ovunque egli ha avuto modo di farsi apprezzare per le sue doti, per la sua simpatia, per la sua generosità. Così lo ricorda il suo amico e successore alla presidenza dell'Unione, Pier Giovanni Pistoni. La scomparsa del conte Lorenzo di Sbrogliavacca è stata sicuramente una grave perdita per l'Unione Agricoltori e credo che lo sarà anche per le future generazioni di agricoltori vicini all'Unione. Mancherà un punto di riferimento, mancherà il suo carattere gioviale che riusciva a sdrammatizzare anche le situazioni più difficili e mancherà soprattutto il suo senso dell'onestà difficile da ritrovare ai tempi nostri. Molto, durante la presidenza di Sbrogliavacca, è mutato nella struttura dell'agricoltura provinciale, che a metà degli anni 90 proponeva questo quadro d'assieme. La superficie agraria utilizzata rispetto al 1970 era salita di appena 8.000 ettari. Ancora dominante l'utilizzo cerealicolo zootecnico. I cereali occupavano ben 57.000 ettari, 12.000 le foraggere, 9.000 coltivazioni permanenti, 12.000 i prati permanenti e i pascoli, 1.000 i pioppeti, 28.000 i boschi.
Il patrimonio zootecnico della provincia era costituito da 40.000 bovini, 2.000 ovini, 125.000 suini, oltre 2 milioni di avicoli. Significativo l'allevamento ittico con 6.500 tonnellate di trote. Il valore economico del settore a prezzi concorrenti era stimato in oltre 450 miliardi di lire, con un'incidenza sul prodotto provinciale lordo tra il 4 e il 5%. Negli anni della presidenza di Sbroiavacca, l'Unione favorì le iniziative dei suoi associati, volte a dare slancio e prospettive ai comparti produttivi o promettenti e a recuperare all'efficienza, non appena si apriva qualche spazio, al rilancio di coltivazioni abbandonate. Fra le iniziative più significative, l'introduzione di colture industriali, il consolidamento dell'acquacoltura, che opera in un ambiente, quello delle risorgive, particolarmente favorevole, il potenziamento della pioppicoltura. Da menzionare anche il ripensamento della caccia nel contesto di un agriturismo riformato, in modo da trasformarla da ostacolo in un'opportunità da cogliere. Un impegno a tutto campo, dunque, che ha coinvolto da un lato la cooperazione, al cui sviluppo l'Unione ha contribuito in modo rilevante sia nella fase pionieristica che in quella di espansione e consolidamento, ma anche il variegato mondo dei coltivatori diretti. L'Unione ha pure collaborato con l'Ente Fiera Campionaria di Pordenone, che sin dalla sua prima edizione nel lontano 1947 riserva un posto preminente all'agricoltura provinciale. Oggi la fiera dà un ulteriore contributo al settore con la mostra specializzata Orto Giardino, che stimola un comparto impromettente anche se difficile sviluppo nel territorio. Gli eccezionali progressi del comparto vitivinicolo provinciale sono oggi evidenti nelle aziende condotte dagli iscritti dell'Unione Agricoltori, dalle più grandi, per esempio dei Principi di Porcia, alle medie, Spanio di Spilimbergo, alle piccole, Pistoni. Veri gioielli tecnologici, con impianti e attrezzature d'avanguardia. I vigneti sono il risultato di accurate analisi della natura dei terreni, della scelta del miglior sistema di irrigazione, della verifica delle compatibilità dell'uva, dell'irradiazione solare, della tipologia dei fertilizzanti e degli anticritogamici. È ormai a uno stato avanzato anche la meccanizzazione della vendemmia, con sempre più frequente ricorso al contoterzismo. Parte della produzione viene conferita alle cantine cooperative, Casarse e Rauscedo in primis, altra lavorata e commercializzata direttamente dalle aziende. La produzione delle cantine private è di altissimo livello. Le più grandi costituiscono un vero e proprio itinerario nella storia della vinificazione. Dalle botti in legno agli enormi contenitori in cemento, in vetroresina e in acciaio, dagli antichi torchi a mano alle imponenti macchine che seguono tutta la trasformazione dell'uva in vino. Anche la zootecnia provinciale propone un panorama tecnologicamente avanzato, con stalle automatizzate comandate dai computers e i bovini di razza selezionata, pezzata rossa e frisona. Diversi agricoltori in questi ultimi anni hanno abbandonato il comparto, perché ormai antieconomico, determinando immediate ripercussioni nelle latterie, costrette in numero crescente a chiudere i battenti. Significativi i risultati conseguiti con l'acquacoltura, di cui in provincia è stato pioniere Luigi Fresco De Mattia, che a Porcia, in piena zona di risorgive, nel 1962 ha realizzato un impianto per l'allevamento di trote iridee, oggi esportate in diversi paesi d'Europa. Sin dalla sua istituzione, l'Unione ha dedicato particolare attenzione ai giovani. Lo ha fatto costituendo un gruppo operante sotto la sigla dell'Anga. Attualmente è guidato dal conte dottor Guecello di Porcia. L'Associazione Nazionale dei Giovani Agricoltori, l'Anga, e in particolare la sezione di Pordenone, vuole essere il punto di riferimento per coloro che iniziano a svolgere l'attività di imprenditori agricoli.
Vengono svolte attività di formazione con concorsi, con visite presso altre aziende, sia nella regione del Friuli Venezia Giulia, sia presso altre regioni, perché è importante vedere differenti realtà da cui possono venire anche fuori nuove idee, guardando il futuro con la speranza, con la dovuta speranza che una vita dedita all'agricoltura ci impone. Dal 1996 presidente dell'Unione Provinciale e da un anno anche della Federazione Regionale è Pier Giovanni Pistoni, 40 anni, milanese. Dal 1983 residente ad Azzano X, titolare di un'avviata azienda vitivinicola alle Monde, in comune di Prata di Pordenone. Uno dei suoi primi obiettivi era quello di dare una sede adeguata e rappresentativa all'Unione. Lo ha raggiunto nel 30° di fondazione dell'Unione. Alle soglie del terzo millennio, l'Unione Agricoltori si presenta con 504 agricoltori associati e con una superficie di circa 18.000 ettari. Vive anni difficili il settore primario, stretto da una parte dall'aumento dei costi di produzione e dall'altra dai prezzi dei prodotti agricoli in netta flessione. A ciò si aggiunge l'incertezza legata alle prospettive di riforma della politica agricola comunitaria, che fanno paventare, nell'immediato, una riduzione degli interventi di sostegno a tutela del settore. Tuttavia, nel ripensare al buon lavoro fatto e ai risultati raggiunti dalla categoria, il presidente Pistoni si dimostra fiducioso nel futuro dell'agricoltura, che pur ridimensionata e relativamente marginale per l'economia locale, resta pur sempre un forte riferimento etico e culturale per la comunità provinciale e soprattutto per gli uomini di domani. E in questo le aziende agricole sanno di poter contare, come sempre, sulla professionalità e sulla capacità sindacale dell'Unione Provinciale degli Agricoltori di Pordenone.